Amici bellini, buongiorno, buonasera, insomma dipende da quando vedrete questo video. Stanno succedendo delle cose un po' strane nel Napoli. Abbiamo avuto l'ufficialità di Favasuli e quindi sappiamo il primo acquisto. Però io credo che in copertina ci ho messo il cortomusso. Dovevo sfruttare un'occasione più unica che rara di fare questo gioco di parole, perché si sta parlando di questo scambio. Ma io conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, forse 12 notizie di cui parlare. Cominciamo! Allora, le mettiamo in ordine, perché insomma alcune sono uscite, 1, 2, 3, 4, si parla di questo scambio, vediamo di fare un po' di chiarezza perché c'è un po' di confusione generale. La prima cosa che crea un po' di preoccupazione, mi stanno arrivando un sacco di messaggi privati al riguardo, sono le visite mediche di Badiashile. E sulle visite mediche di Badiashile, che noi sapevamo dover essere oggi, non l'ho detta bene in italiano, vabbè, ci fanno sapere che le visite mediche si concludono domani, e già è una cosa strana. Onestamente è strana, perché le visite mediche, se non ci sono intoppi, le fai, le risolvi, firmi e concludi l'affare. Ci dicono anche, si affannano a dire no ma era tutto concordato così. Io onestamente non ho notizie, cioè mi chiedete ma come mai? E io che ne so come mai? Quindi speriamo che sia semplicemente una cosa, no, quelli dovevano andare a cena, sono arrivati a pranzo, non lo so. Onestamente non lo posso sapere. È chiaro che, essendo un giocatore che destava delle preoccupazioni a livello fisico per aver giocato poco negli ultimi tempi, un pochino di dubbi restano, ma rimaniamo fiduciosi. Se quella è stata la scelta del Napoli per sistemare un pochino la difesa a costi contenuti, perché parliamo sempre di un prestito di 3 milioni con un diritto di riscatto a 27, che se la cosa va benissimo e diventa l'MVP del campionato, benissimo, altrimenti l'anno prossimo lo rimandi al Chelsea e sono fatti loro. Poi però si stanno inseguendo alcune notizie che riguardano anche i portieri, perché era un dubbio che avevamo, ma non saprei nemmeno se spostare, cioè se io mi sposto, questa lista è finita anche su TikTok. Un amico mi ha mandato, ha utilizzato proprio questa lista cambiata con l'intelligenza artificiale, senza citarmi, ma va bene anche, cioè finché questo discorso della lista viene reso un po' più pubblico ed è un po' più conosciuto il problema del Napoli nel tesserare nuovi giocatori, io sono anche contento, anche se non mi citate. L'importante è che la gente sappia che non è che tu vendi Lang e prendi Gabriel Jesus, come stava dicendo lo stesso Di Marzio, e dobbiamo prendere Di Marzio per una serie di notizie che adesso ci riguardano. Però voi iscrivetevi al canale un attimo, perché stiamo arrivando a un numero importante, ci avviciniamo ai 29.900 e so che ci sono degli utenti che guardano e che non sono iscritti. Iscrivetevi senza problemi, è gratis, non succede niente. Ma ritorniamo qui in modo tale che vi posso mettere in sovrappressione tutte le notizie. Allora, prima di tutto le uscite che ci interessano ci fanno sapere dello Sturm Graz interessato a Obaretin, poi il Frosinone pare che stia scalando le gerarchie, insomma la concorrenza per Shdira, il Monza forse interessato anche a Foloruncio da affiancare a Ngong. Non ci sono notizie su Lindstrom, se non quella che mi era arrivata in privato sul Bromby. A Cajuste si era parlato del Torino, ma non se ne parla in queste ore, e con questo avremmo risolto tutti quelli là nella lista in giallino che già non erano parte dei famosi 17, che 17 è il numero massimo, ma insomma sappiamo che per far entrare Badiashile, se supera le visite mediche domani, e diciamo tutti insieme: ascoltaci Aurelio. Allora o esce Mazzocchi, visto che è arrivato Favasuli,
oppure bisogna trovare una sistemazione per Lang, e su Lang c'è stato, è da parecchi giorni che si parla di un interessamento dell'Atalanta, che però voleva il prestito, e il Napoli preferirebbe fare una cosa a titolo definitivo, perché lo stesso Galatasaray è interessato nuovamente, però sempre con una formula che non soddisfa il Napoli. Atalanta che sembrerebbe interessata anche ad Anghissà, e su Anghissà lo stesso Di Marzio ci ha fatto sapere infastidito per il mancato rinnovo. Noi dobbiamo ascoltare anche semplicemente quello che ci ha detto il nostro direttore sportivo, che ha detto abbiamo un altro anno di contratto, lui è un professionista, ed era proprio chiaro, ci ha detto si va avanti così e si arriva a scadenza. Sappiamo se poi Anghissà è infastidito da questa cosa, però è una delle situazioni che insomma sarebbe bene risolvere o chiarire, magari con dichiarazioni ufficiali, perché l'Atalanta dice no, magari sta giunto lì, che giustamente conosce bene le potenzialità di Anghissà. Noi poi restiamo sempre con il dubbio fisico, però l'abbiamo visto abbastanza bene nel ritiro, e quindi se Anghissà sta bene, è titolare inamovibile. Abbiamo detto che dovevi risolvere la situazione di Lucca se volevi avere anche una minima chance di mettere dentro un attaccante come Gabriel Jesus. Ci fanno sapere, dopo insomma un mesetto, 3 settimane di chiacchiere, dove ci hanno detto che no, quello vuole venire col Napoli, è tutto a posto, bisogna solo mettersi d'accordo con l'Arsenal, che non è proprio così, e dobbiamo crederci o meno che insomma Gabriel Jesus non è interessato ad aprire al Napoli, e ci infilano adesso un nuovo nome, che è un vecchio nome che era stato fatto anche l'anno scorso, che è quello di Jackson, altro giocatore importantissimo che si muove non per spiccioli, e onestamente mi sembra inutile adesso parlarne, perché è chiaro, uno vuole cercare un colpo che possa anche accendere la fantasia della piazza, ma ad oggi è difficile. Per Lucca adesso è spuntato il nome del Genoa, che sono anche i nostri primi avversari. Tra pochissime ore si va in campo, e dovremmo capire se si va in campo con Meret, con Milinkovic-Savic, con Contini, con Pugliese, o se vado io in porta. Nel senso, questa notizia che vuole il Napoli interessato a Musso e uno scambio tra Milinkovic-Savic e Musso con l'Atletico Madrid, per me non ha alcun senso logico, a meno che tu non vai a trovare una formula dove loro allo scambio ci aggiungono dei soldi, perché Musso è 3 anni più vecchio, è uno che non lo so se viene a fare il secondo di Meret, forse, cioè l'unica idea che mi viene è che Milinkovic-Savic non vuole fare il secondo di Meret, che Allegri ha scelto le gerarchie, che Allegri ci ha detto no, a me piace avere il portiere titolare e il secondo. Se è Milinkovic-Savic che dice no, io il secondo di Meret non lo voglio fare, allora devi trovare uno che viene a fare la riserva, e se trovi uno però più vecchio di 3 anni non credo che si migliori a livello tecnico, perché ti togli uno che per me è equivalente a Meret per uno che sta più in là con gli anni, autore di grandi partite anche lui, ma anche di topiche importanti, quindi non cambierebbe nulla, semplicemente il discorso di svecchiare la rosa e guardare al futuro con Musso non avviene, quindi onestamente non capirei. Mi chiedo se è sempre una questione di procuratori, di favori, di dinamiche che spesso portano le società di calcio a fare delle scelte che non sono necessariamente di programmazione, ma scelte quasi obbligate. Certo, sono contento che una scelta non si sia fatta, e cioè quella di Acerbi, perché è una notizia che tra l'altro era uscita a giugno, e avevamo già riso alla notizia. Io avevo detto proprio chiaramente avrei chiuso il canale facendo un bel rutto in telecamera, e chiudevamo il canale, anzi lo ribrandizzavamo come canale che si occupa solo ed esclusivamente del Paris Saint-Germain. Avremmo tifato per una squadra che sono anche gemellati con noi come tifoseria, squadra entusiasmante, una squadra che vince, una squadra che punta ai giovani, e non solo hai un giovane che magari può puntare al pallone d'oro, ti assicuri anche quello che può essere il suo futuro, e non aspetti di vendere Kvara per prendere Mika Götze. Insomma, sarebbe stato bello, e secondo me possiamo guardarcelo il PSG distrattamente, magari se ne occupiamo sull'altro canale, visto che Acerbi non viene. Thank God, thank God, perché sarebbe stato veramente assurdo se Gattuso
Gatti uno se lo poteva pure accettarlo, no, però insomma chiudendosi gli occhi, tappandosi le orecchie, otturandosi il naso, così. Acerbi no, Acerbi tiravo proprio la linea, quella netta. Tra l'altro deve tirare la linea anche Gatti, perché a quanto pare il tifoso che gli è scivolato addosso lo ha infortunato e quindi non potrà partecipare alle prime partite. Una roba interessantissima. Nel frattempo stanno aumentando i rumori nel mio quartiere, non sono dei rumors di mercato. Nel frattempo è arrivato l'Here We Go di Jones dal Liverpool all'Inter. Non penso ne avessero bisogno per vincere il campionato, li vedo molto molto avanti rispetto a tutte le altre squadre, ma a quanto pare vogliono puntare ancora più in alto o stabilirsi come forza, perché anche la consapevolezza che magari un Çalhanoğlu, un Barella, uno Zielinski un po' più in là con gli anni stanno pensando già al futuro. Hai aggiunto Susic, non ti fermi, ne aggiungi altri e sembra stiano rinforzandosi in maniera veramente pesante, aumentando quel gap. E ce lo dobbiamo ricordare, perché l'anno scorso siamo arrivati secondi, ma siamo arrivati un po' più vicini alla quinta che non alla prima, e essere un po' troppo ottimisti nei riguardi di questa squadra potrebbe essere un errore. Ma per fortuna tra pochi giorni si va in campo e potremo capire effettivamente nelle partite ufficiali se questa squadra può andare avanti oppure se ha bisogno di degli sforzi dell'ultimo minuto sul mercato, come avvenne quando poi nel primo anno di Conte andammo a vincere punto a punto proprio contro l'Inter. Questo è quanto, quindi aspettiamo notizie domani da Badiashile e cerchiamo nuove fisciatelle. nuove logiche su questo scambio, perché tu dici ok, mi vendo Milinkovic-Savic perché riguadagno qualcosa di soldi e libero un posto in lista, faccio Contini, Pugliese dietro Meret, me lo spiegherei, ma se poi fai entrare uno di 32 anni che non ti migliora la cosa, onestamente non capisco dove stiamo andando. Da New York, Valerio Fruto è tutto, vi abbraccio e vi bacio, non vi preoccupate, il Napoli qualcosa dovrà farlo. Tutti come la grande mela